il SISP è pronto, sicuramente, le indicazioni alle scuole saranno date, per cui lunedì si può partire. Questa è una cosa positiva perché? Perché dà la possibilità di evitare di fare tamponi quando effettivamente non servono più, di mantenere i ragazzi in classe. Lunedì dunque tutto pronto per l'entrata in vigore delle nuove regole in caso di quarantena a scuola. Ieri sera alle 23 infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che rivede le misure soprattutto per le scuole primarie. Fino a 4 positivi tutti gli altri bambini potranno rientrare in aula con mascherina FFP2 per 10 giorni. Con più di 5 positivi tornano in classe solo gli studenti vaccinati o guariti da meno di 4 mesi. Per gli altri quarantena e tampone dopo il quinto giorno. Nella notte l'ULSS ha avuto un colloquio con la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Barbara Sardella per essere pronti sin da lunedì con la ripresa delle lezioni. Intanto la Marca Trevigiana riflette quello che è l'andamento registrato nelle ultime settimane a livello regionale, ovvero una progressiva diminuzione della curva dell'epidemia da Covid. Anche noi abbiamo ormai, diciamo, una discesa di casi positivi, siamo a 1682 casi positivi su 100.000. Ricordo a tutti che nel periodo maggiore eravamo 3760 su 100.000, quindi una discesa netta. Trend confermato anche nell'area dell'Asolano, una delle più interessate dai contagi. Restano invece alcune preoccupazioni per i casi tra i più piccoli. Sono 5 i bambini tra i 6 e i 12 anni attualmente ricoverati per Covid negli ospedali trevigiani. E a proposito di ricoveri, anche qui la situazione è in lento miglioramento, in area non critica, si è scesi sotto soglia 280 pazienti, una ventina invece i posti letto occupati in terapia intensiva. È un buon andamento che ci auguriamo continui ad essere così positivo, onde arrivare dopo il 15 febbraio a riaprire sostanzialmente le attività.